Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci abroga l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci di comuni in zona arancione la possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la didattica a distanza. Diversi primi cittadini, anche di città capoluogo, avevano chiuso le scuole, provocando ricorsi e decisioni del TAR, che aveva ordinato la riapertura degli istituti, perché la norma nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai comuni in zona rossa. La prima campanella da Agrigento è suonata ieri, dove secondo il sindaco Franco Miccichè a scuola manca il 70% degli insegnanti che sono a casa perché positivi al Covid. Oggi, a seguito dell'ordinanza di Musumeci, anche i comuni arancioni non interessati dai ricorsi al TAR hanno dovuto adeguarsi alla normativa. A ricordare ai sindaci di rispettare le decisioni governative ci ha pensato anche il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, che in una lettera ha invitato i primi cittadini a rientrare nei ranghi. Sono così seguiti le ordinanze di revoca della DAD nella provincia di Agrigento a Favara, Licata, Ribera, Canicattì, Palma di Montechiaro. E proprio nella città del Gattopardo il sindaco Stefano Castellino, preoccupato per la ripresa delle lezioni dal vivo, ha deciso di farsi carico del costo dei tamponi. Fino a venerdì 21 gennaio gli studenti possono sottoporsi al tampone gratuitamente. Il costo dei tamponi è a carico del comune. Tutti in classe allora, almeno fino a quando l'arancione non sarà diventato rosso.